Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben arrivati ai nostri ospiti. Allora, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Elisa Venturini, che è sindaco, insomma, quindi ha lavorato tantissimo, ma adesso è vicepresidente dell'ANCI del Veneto. Grazie per l'invito. Grazie di essere qui, quindi un ruolo anche molto importante e tra l'altro responsabile della protezione civile. Sì. Quindi si occupa di un argomento che purtroppo per noi è di estrema attualità. Allora, ben arrivato anche l'ingegnere Renato Ceccato, che è del comitato scientifico dell'ANCI del Veneto da tantissimo tempo, da anni memorabili si è occupato di protezione civile quando ancora erano in auge le province, adesso continua ad occuparsene, tra l'altro ha edito un manuale proprio dell'ANCI del Veneto, il sindaco nelle emergenze di protezione civile, io ce l'ho qui con me ed è molto interessante ed è un po' lo spunto che ci ha dato anche per l'approfondimento che facciamo oggi in studio, sia perché purtroppo è di attualità come dicevo, perché la protezione civile diventa indispensabile nelle emergenze e noi sembra quasi farla apposta, passiamo di emergenza in emergenza. 1° novembre ricorre purtroppo dal 2010, se non erro, l'anniversario, chiamiamolo così, della grandissima alluvione che ha devastato il Veneto, che ha visto lei, signor Sindaco, cimentarsi in modo attivo e per fortuna con successo in questa situazione. Voi della protezione civile ci racconterete come vi siete organizzati e comunque i risultati sono stati importanti. Adesso abbiamo avuto un susseguirsi di emergenze legate non al nostro territorio per fortuna ma al terremoti anzi in atto e poi l'altra emergenza costante comunque l'arrivo dei profughi, altra questione che si sente sentita. Allora, cosa può fare, cosa deve fare? Adesso c'è anche un nuovo ruolo che ha l'ANCI come direzione della protezione civile, no? Quindi c'è una figura che dirigerà, coordinerà proprio la protezione civile. Che responsabilità ci sono? Fin dove può muoversi? Si parla di scuole, devono essere liberate, può il sindaco permettersi di far andare o non far andare i bambini a scuola? Insomma, ci sono tanti elementi che entrano in gioco e poi, come si diceva fuori onda, si fa presto, poi fare una denuncia, arriva un avviso di garanzia, uno ci ha messo tutta la più buona fede, la più buona volontà e poi ai noi. I problemi sono grossi. Sì. Allora, vediamo un po' di inquadrare. Prima di tutto c'è da dire che ogni sindaco, oltre a essere autorità sanitaria, autorità di pubblica sicurezza, è anche autorità di protezione civile e quindi deve essere pronto a dirigere quelli che sono i servizi di emergenza e a coordinare le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione qualora si verifichi una calamità. Questo significa che un sindaco deve avere delle competenze anche, perché per affrontare eventi calamitosi bisogna sapere cosa fare, chi contattare, come muoversi, che atti adottare. E allora come ANCI, proprio per dare un supporto anche ad un sindaco, ai sindaci della nostra regione, abbiamo voluto predisporre questo manuale operativo dove per ogni tipologia di calamità, il terremoto, la tromba d'aria, l'alluvione, l'incendio, giusto per citarne alcuni, vengono indicate quelle che sono le azioni che un sindaco deve porre in essere per la sua collettività, per il suo territorio. E facciamo anche dei corsi di protezione civile per i nostri amministratori del Veneto, perché sempre di più si sta acquisendo una sensibilità proprio per garantire una gestione in occasione di calamità e di emergenze. Secondo me l'alluvione che c'è stata nel 2010 ha sicuramente accresciuto la sensibilità nei confronti della materia di protezione civile, perché gli amministratori veneti sono stati coinvolti in prima persona, un po' tutte le province del Veneto, chi più chi meno ha risentito di quegli eventi e sicuramente il 2010 è stato uno spartiacque. E da allora è cresciuta appunto la sensibilità e vedo che anche da parte degli amministratori c'è proprio la volontà di capire anche come muoversi, perché poi un amministratore deve rispondere penalmente qualora si verifica un evento e magari ci sono delle conseguenze con danni, con feriti, con addirittura morti. Allora in quel caso un sindaco deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile. Ecco perché noi dobbiamo dare tutto il supporto affinché un amministratore possa capire che cosa va incontro e cosa può fare. Allo stato attuale, proprio per fare anche informazioni nei confronti dei cittadini, un tempo c'era la provincia che si occupava della protezione civile, no? Sì. Adesso invece chi si occupa della protezione civile? Come viene coordinata? Come si funziona il sistema? Allora, noi abbiamo un Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con un responsabile, attualmente abbiamo l'ingegner Fabrizio Curcio
che gestisce le operazioni che noi vediamo anche ad esempio adesso in Centro Italia, i terremoti, con il Dipartimento di Protezione Civile che è all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopodiché a cascata è la Regione che ha i contatti con il Dipartimento e riceve quindi indicazioni, perché poi è una materia questa che riceve anche una disciplina a livello statale e regionale. A caduta ancora abbiamo le province che sono state in qualche modo riviste, rivisitate nella loro, da un punto di vista istituzionale, nelle loro competenze, però è altrettanto vero che le province hanno le sale operative che da sempre funzionano e garantiscono un coordinamento sul territorio, perché poi si va a cadere sui comuni dove appunto i sindaci sono autorità di protezione civile e devono rispondere direttamente allo Stato centrale, ma è altrettanto vero che ci sono anche i livelli intermedi, tra cui la regione e ripeto anche la provincia, che rappresentano i riferimenti per poter poi agire sul territorio. Ma l'ingegner Ceccato anche su questo può spiegare anche meglio. No, infatti, sì, io credo che forse meritava di essere ricordato anche il ruolo del prefetto, certo, che è praticamente il braccio operativo dello Stato, governo, mentre Regione, Provincia e Comuni sono gli enti locali sul territorio, quindi in ambito provinciale il prefetto ha una sua competenza e la provincia, perlomeno finché io ero al lavoro, ora sono in pensione per mia fortuna, c'è sempre stato un rapporto molto stretto, molto collaborativo in questo senso, ed in particolare in situazioni gravissime come quella dell'alluvione che il sindaco Venturini ha subito in maniera pesante nel suo comune. Ma chi può decidere nei vari casi di emergenza che la popolazione deve sgomberare le abitazioni, come sta succedendo, che determinate persone vanno in quell'albergo che viene requisito, persone che possano essere profughi anziché persone che devono lasciare le proprie abitazioni per vari eventi, e quindi la requisizione di alloggi? Chi prende queste decisioni? Allora, in ambito locale il ruolo del sindaco non viene superato praticamente da nessun altro soggetto superiore, e quindi anche quando l'emergenza non è solo, come prevede la legge, di tipo A comunale, ma quindi intervengono come può essere nel terremoto prefettura, regione e dipartimento, il sindaco mantiene sempre il suo ruolo principale. Quindi se andiamo ad esempio sgombero un'abitazione, rendo inagibile, cioè faccio controllare l'agibilità e quindi chiudo all'uso una scuola, chiudo al traffico una strada, sono tutte decisioni che spettano al sindaco in qualunque situazione. Sulla base di una valutazione tecnica. Sulla base di una valutazione tecnica. È chiaro che il sindaco è bene che sappia quali sono le sue personali competenze, è meglio se ci capisce qualcosa di protezione civile, è evidente, però deve essere supportato dai tecnici, in primis quelli del suo comune e dopo i vigili del fuoco e altri. Ecco, però la responsabilità è sicuramente sua. Dopodiché su requisizioni come quelle che possono avvenire per esempio fuori del comune, trasferiamo i cittadini da qua fino al mare, e qui chiaramente in ambito provinciale sicuramente provvede il prefetto, in ambito nazionale immagino che ci siano meccanismi analoghi. Ecco. Prontezza di decisione a questo punto, lei ha vissuto anche il discorso dell'alluvione, dove deve interagire con i consorzi di bonifica e riuscire a interpretare una situazione di difficile comunque comprensione per uno che non è addetto ai lavori. Come avviene il coordinamento? Leggiamo soltanto un attimo i messaggi. A vedere certe immagini girare per i TG mi viene da piangere. Quando si vedono scene di salvataggio dei vigili del fuoco di bambini sotto le macerie, penso a mio figlio, al fatto che 2 giorni prima del 24 eravamo lì per nostra fortuna o per grazia divina e siamo andati via. Ma come si può accettare questo? Prego e piango per loro. Noi infatti stiamo vedendo un po' delle immagini toccanti. Come vi riuscite a coordinare? E quindi anche la responsabilità che giustamente diceva l'ingegnere.
Non è facile da prendere. Ecco, questo manuale nasce anche dall'esperienza che abbiamo vissuto noi come amministratori e dall'esperienza comunque anche dell'ingegner Ceccato, che per quasi 20 anni è stato dirigente della protezione civile della provincia ed è un esperto di protezione civile. Abbiamo voluto farlo perché vengono indicate quelle operazioni che nell'immediato un sindaco deve fare in occasione di una calamità, perché quando si verifica qualsiasi emergenza il sindaco spesso non ha le competenze il più delle volte. In secondo luogo ha un momento di obnubilamento, cioè la testa non gli ragiona più, esatto. Perché sei preso dall'angoscia, dal panico, perché non sai cosa fare, perché vedi magari gente disperata intorno a te, perché c'è una situazione difficile da gestire. Perché è il tuo comune, è questo il problema. Quindi sei in prima persona coinvolto e poi è una questione anche di tempo, devi prendere delle decisioni. E non è che puoi metterti a consultare chissà che normativa per poter avere la risposta immediata. Ecco che avere un manuale pronto che ti permette quindi di capire che operazioni fa nell'immediato e chi contattare può essere un aiuto, perché al di là di tutto è il sindaco che prende le decisioni perlomeno nei momenti immediati di una calamità. È vero che accanto hai i tecnici comunali, è vero che intervengono i vigili del fuoco, è vero che poi c'è la prefettura che interviene se è una calamità che riguarda più comuni nell'ambito di una provincia, è vero che poi se è particolarmente grave interviene la regione e lo Stato, però poi sul territorio a contatto con i cittadini c'è il sindaco, non c'è nessun altro, c'è il sindaco, per cui deve avere anche quella, non dico prontezza di riflessi, ma deve essere anche pronto a capire com'è la situazione e a descriverla alle altre autorità. Io mi ricordo bene che nei giorni dell'alluvione avevo la prefettura piuttosto che la regione, piuttosto che la provincia che mi chiamavano e mi dicevano: ma com'è la situazione là? Descrivici che cosa sta accadendo, in modo tale che noi capiamo quante forze mandarti, quanto volontariato mandare, come organizzarci. Quindi tu sindaco sei là che devi monitorare, che devi dare assistenza alla popolazione, che devi adottare delle ordinanze, ad esempio di evacuazione della popolazione. La decisione, l'ordinanza la fai tu sindaco, esatto. La fai tu sindaco l'ordinanza di evacuazione. È chiaro che ti consulti con i tuoi tecnici e magari è partita da un'indicazione della provincia che ti ha suggerito, oppure dalla prefettura, oppure dalla regione, però sei tu poi che prende quella decisione in quella circostanza nel tuo comune. E allora ecco che diventa fondamentale avere quel minimo di competenza per sapere intervenire al meglio, perché il rischio è che ti trovi in balia degli eventi. Esatto. Per quanto tu abbia persone vicine a te preparate e pronte, però ci sono dei frangenti in cui sei obiettivamente da solo e da solo devi agire. Ed è questa la difficoltà. Per quello, come ANCI, che è l'associazione dei comuni, vogliamo dare supporto ai nostri amministratori, perché proprio chi ha vissuto vuole in qualche modo trasmettere l'esperienza ai nuovi amministratori che arrivano. Anche perché io così l'ho sfogliato rapidamente, ma è impossibile avere tutte queste cognizioni. Sono anche di carattere tecnico, informativo, cioè veramente è difficile. Lei che ha avuto tantissimi anni di esperienza è riuscita a stilare questo manuale, però non credo che una persona sia in grado di saperlo, a meno che non ha avuto un'esperienza analoga. Quindi sì, in particolare è chiaro che io sono stato favorito perché tranquillamente seduto a casa mia ho potuto pensarci e ripensare alle mie esperienze. Molto diversa è la situazione di un sindaco che gli capita questa cosa e all'improvviso si chiede Dio, e adesso cosa faccio, chi chiamo? Capisce che c'è una bella differenza. Io posso anche pensare che tutte queste indicazioni che noi diamo attraverso delle schede, una scheda per ogni evento, per ogni tipologia di rischio, siano delle indicazioni, dei suggerimenti che probabilmente anche l'amministrazione con i suoi tecnici sarebbero venute in mente, ma sarebbero venute in mente probabilmente avendo la tranquillità, il tempo e la tranquillità psicologica di fare mente locale, quindi aggrediti dalla problematica che si sta scatenando, è evidente che può sfuggire anche qualcosa magari di importante, potrei dire addirittura di ovvio, ma che in quel momento non può non venirti in mente. Quindi l'organizzazione della scheda parte da questo spirito. Diamo maggiore rilievo e importanza alle prime ore, quando sicuramente il sindaco è da solo, come diceva il sindaco Venturini, avrà anche i tecnici a fianco, ma alla fine le decisioni sono sue, e deve da solo far fronte
alla primissima emergenza. Dopodiché proseguiamo, però se l'emergenza è tale come è stata ad esempio quella dell'alluvione del 2010, in cui si sono poi costituiti i COM, che sarebbero le sale operative sovracomunali eccetera, a quel punto il sindaco si ritrova inserito in una macchina un attimo più articolata e quindi credo sia di molto aiutato. Fatto salvo che comunque per quanto riguarda il suo territorio, anche in questo caso rimane l'autorità di protezione civile e le decisioni, l'ultima parola spetta a lui comunque. Ecco, allacciandoci alla situazione che si è verificata ad esempio adesso, ieri c'è stata questa scossa fortissima di terremoto, per fortuna miracolosamente non è morto nessuno, però è stata una scossa pazzesca, notevolmente alta, quindi sesto grado, quindi era tantissimi anni. Quando il sindaco riesce a capire, che cos'è che lo induce a capire, intuire di far sgomberare, cioè di mettere in stato di preallerta? Che cosa, quell'elemento cardine, non c'è un criterio oggettivo? Perché veramente lì risulta difficile, anche portare fuori le persone, costringerle ad abbandonare le proprie case, insomma è difficile. Allora, quando si verifica una calamità, adesso parlo un po' per esperienza. Sì, proprio credo per esperienza, perché parlare di teoria è difficile. Sì. Allora, quando un sindaco viene eletto può basarsi un po' sulla teoria, sul sentito dire, magari si può immaginare le cose, però poi quando tu la vivi è completamente diversa la situazione. Prima di tutto, quando si verifica l'evento calamitoso, appunto c'è un momento secondo me dove vai un po' in panico perché non sai effettivamente, sai che è una responsabilità grande, che tu devi rispondere per tutta la tua comunità e devi capire qual è l'azione giusta da fare. E allora i primi attimi secondo me sono proprio di panico e dici oddio adesso cosa faccio? Dopodiché incominci a fare un po' mente locale e senti magari i tuoi collaboratori nell'ambito degli uffici comunali piuttosto che i riferimenti. Io ad esempio avevo la provincia come riferimento e sentivo loro per capire quali operazioni fare nell'immediato e cercare di dare la risposta più veloce possibile per riuscire a mettere in salvo le persone. E in base a quello cercavo di muovermi di conseguenza, però molto è anche dettato dall'intuito che puoi avere in quelle circostanze e dall'esperienza che tu hai magari pregresso, delle competenze che tu acquisti. Ecco perché dico importante anche per i nostri amministratori, per i nostri sindaci, gli assessori con delega alla protezione civile, fare qualche corso come quelli che noi stiamo facendo in ANCI per gli amministratori è fondamentale. Non sono obbligatori. Allora, noi facciamo formazione in ANCI, quindi ANCI sta per Associazione Nazionale Comuni Italiani, ogni regione ha la sua ANCI e l'ANCI Veneto, io sono presidente appunto dell'ANCI Veneto e la nostra attività all'interno dell'associazione è quella di dare formazione e supporto agli amministratori. Noi facciamo formazioni in vari ambiti, in materia finanziaria, servizi sociali, commercio, cioè con l'evoluzione della normativa noi anche come sindaci dobbiamo avere anche idea di quello che è l'evoluzione del nostro sistema giuridico e per poter anche amministrare. E quindi tra i tanti corsi facciamo anche quello di protezione civile. È una novità che abbiamo introdotto di recente, proprio alla luce anche dell'esperienza appunto che abbiamo vissuto, ed è fondamentale avere secondo me, quegli elementi di base che ti fanno scattare i campanelli d'allarme quando si verifica una determinata circostanza, perché sennò il rischio è che tu non dai il giusto peso e non riesci a fare l'azione giusta al momento giusto. Infatti, perché la cosa, proprio sentendo anche purtroppo le interviste che sono svolte in questi giorni, ma anche poi in passato quando c'è stato il caso invece dell'alluvione, portare le persone, costringere le persone per esempio a lasciare l'abitazione perché può essere pericoloso, è un atto di forza incredibile. Perché? Perché le persone hanno paura di lasciare le proprie cose, a volte anche a ragione perché c'è lo sciacallaggio immediato, questa è una cosa sconvolgente che purtroppo succede. E quindi poi lasciare vuol dire lasciare per andare dove, in che termini e cosa. Quindi c'è un'azione di responsabilità che secondo me è strategica, importantissima e determinante, però va fatta con grano salis. Questa certo. Ecco, ed è questo momento qui, questo passaggio che può salvare la vita delle persone come è accaduto in quest'ultima situazione, oppure al contrario non attivarsi potrebbe provocare... Per quello io dico amministratori, non ci si improvvisa. No. Adesso va tanto il fatto che ci sia l'amministratore che non abbia alcun tipo di competenza, completamente nuovo magari alla politica, all'amministrazione pubblica, e si trova a fare l'amministratore perché si pensa che così sia onesto. Allora partiamo dal presupposto che
che un amministratore deve essere onesto a prescindere, ma al di là di quello deve avere anche delle competenze, proprio perché ti trovi a gestire magari situazioni come una calamità. Infatti. Che perlomeno devi sapere un minimo muoverti. Allora viene data l'opportunità di formarsi e di acquisire delle conoscenze al riguardo. Facciamolo come amministratori, perché potremo aiutare i nostri cittadini, salvarli anche. Io mi ricordo una sera, proprio doveva essere stata la seconda sera dell'alluvione, che a un certo punto i vigili del fuoco mi chiamano e mi dicono: sindaco, deve convincere assolutamente un suo concittadino che non vuole uscire di casa perché è un cardiopatico, uno che ha problemi di cuore. Noi abbiamo tentato in tutti i modi di convincere di portare, questo non vuole. Allora mi hanno caricato sul gommone, mi hanno portato a casa di questo signore, allora per mezz'ora a pregarlo, a convincerlo di salire sul gommone e venire via. È stata un'impresa che non vi dico, alla fine ci siamo riusciti, perché dopo un po' di preghiere sono passata insomma alle maniere un po' più forti, nel senso che a un certo punto l'ho rimproverato e alla fine si è deciso, è partito, è andato via, perché non lo facevamo per il suo bene. Ma questo per dire come poi l'altra componente secondo me fondamentale è quella della vicinanza ai propri cittadini, perché si verificano in circostanze come queste dove ci può essere il vigile del fuoco, ci può essere il prefetto, ci può essere qualsiasi persona, però dopo per entrare in sintonia con il tuo cittadino magari chiamano il sindaco, che è quello che conosce le persone e riesce in qualche modo a convincerle nel, non so, nel liberare le case appunto e mettersi in salvo. Oppure dovrebbe essere in grado di conoscere, perché non sempre i comuni sono piccoli, certo, come è capitato ci possono essere comuni, adesso ricorre anche Firenze per esempio, stiamo parlando di una realtà completamente diversa, di responsabilità forse di una portata anche completamente diversa, fuori dall'immaginabile. Parliamo anche delle norme di protezione civile che ci sono, quindi tutta una serie di procedure che devono essere adottate, che se non erro sono riportate proprio in queste schede, sono estremamente interessanti, ma anche proprio per il cittadino, per conoscerle secondo me, perché questa si tratta di cultura dell'emergenza che tutti dovrebbero sapere. Se noi fossimo tutti a conoscenza di quello che c'è all'interno di questo manualetto, credo che l'attività dei sindaci sarebbe molto più semplice, perché poi voi potreste valervi anche dei cittadini che hanno competenze tecniche o che le hanno avute, e quindi essere anche supportati, perché uno non può essere un tuttologo obiettivamente. Parliamo di questo subito dopo la pubblicità, pochi secondi.